Oggi non è che si ricordano sempre 100 anni dei personaggi, no? Noi canali ne abbiamo avuti per fortuna diversi, anzi tutta la Valle del Biois ha avuto diversi bei personaggi. Oggi ricordiamo il nostro Papa, anzi come lo chiamiamo noi continuamente affettuosamente, Don Albino. Nacque il 17 ottobre di 100 anni fa Albino Luciani. Davanti alla casa natale di Don Albino, come tutti affettuosamente chiamano Papa Giovanni Paolo I, oggi si sono fermati tanti pellegrini provenienti da tutta la regione. La casa è molto ben curata, è molto tenuta, i familiari ci tengono. Oggi Canale d'Agordo ha celebrato il centenario del suo più illustre cittadino con una serie di iniziative. Siamo contenti di poterlo ricordare, sempre con molta semplicità, come abbiamo fatto tutte le cose quest'estate, abbiamo fatto diverse cose per ricordare i suoi 100 anni di nascita, ma sempre con molta semplicità, senza tanto sfarzo, perché lui non avrebbe voluto. Semplicità per ricordare il Papa dell'umiltà. È il momento più significativo perché, come si può vedere dallo slogan che è stato scelto, io sono il piccolo di una volta, ricorda l'umiltà e la semplicità di questo grande Papa che ha scelto di rimanere umile e semplice pur essendo al massimo grado della scala religiosa. Loris Serafini è il direttore della Fondazione Papa Luciani, nata per iniziativa comunale nel 2009 per dare una risposta concreta ai pellegrini che arrivano a Canale d'Agordo. Lo scopo della fondazione è di costruire ed aprire il nuovo museo, raccogliere tutto il materiale, libri in una biblioteca specializzata, fotografie, rassegna stampa e quant'altro riguardante Luciani per poterlo mettere a disposizione di tutti gli studiosi o gli interessati. Tra gli scopi della fondazione, presieduta dal sindaco di Canale, c'è anche la gestione del centro diurno per anziani del paese.